Amici, oggi iniziamo con Marcello, guarda che ha un'importante responsabilità perché apri la puntata di Centro Anch'io, la nostra anteprima. Marcello, tu di dove sei? Calabrese, Calabrese di che zona? vicino Catanzaro. Catanzaro, ma da tanti anni stai qui a Brescia? Sono quasi 40 anni. E che fai a Brescia? Lavori ancora, sì? Sì, lavoro, faccio il falegname. Beh, dai Marcello, senti, proviamo a leggere questo proverbio in dialetto. Come te la cavi col dialetto? Sì, abbastanza bene. 40 anni ne avrai sentite, no? Sì. In un poto, Pota, più di uno. falegna, gotta. Va a lavorare, giustamente, falegname, quindi la scagna sicuramente è pane per i suoi denti. Però oggi non si parla di scagne ma di case. Prova a leggere Marcello. Qui. Una casa senza... Lei una casa senza... Una casa senza... Ecc. Lei una casa senza tetto. Bravo Marcello, proviamo a dare una spiegazione, dai. Vuol dire una casa senza vecchi e una casa senza... il tecco sarebbe il bastone. No, tetti. Tetti, sì. Bravo Marcello, 7,5, va senza il bacio però, eh. Grazie, tra pochissimo iniziamo, restate con noi. Centro Anch'io, Centro Anch'io. Di nuovo qui con Centro Anch'io amici, grazie per essere in nostra compagnia, tra pochissimo il motto, ma ora di nuovo nella Pinacoteca Tosio Martinengo, perché vogliamo farvi ammirare questa bellissima opera di Lorenzo Lotto, l'Adorazione dei Pastori. Oggi parliamo di Lorenzo Lotto, uno dei massimi interpreti della pittura veneta del Cinquecento, a lungo attivo in Lombardia e amico personale di Moretto. Non si sa per chi abbia realizzato questa Adorazione dei Pastori. I committenti però sarebbero da riconoscere nei due uomini che offrono al bambino un agnello, simbolo del sacrificio che lo attende. I pastori, ritratti con grande naturalismo, sono presentati alla Sacra Famiglia da due angeli dalle espressioni intense. Uno di loro, cercando lo sguardo dell'osservatore, sembra invitarlo alla meditazione sul destino di Cristo. Nel costruire l'equilibrata composizione, Lotto dimostra grande maestria anche nell'uso della luce, illuminando il fondo della scena con sapienti giochi di controluce. Il proverbio di oggi è un po' anzianello, ma è molto bello. Una casa senza ez è una casa senza tez. Una casa senza ecce è una casa senza tetto. Cioè? E cioè la condivido nel senso che in tempi di rottamazione diamo un po' di valore anche ai vecchi che comunque hanno una loro saggezza e qualcosa da insegnare, sempre. Grande Giuliana. Beppe lei deve solo consentire, quello che dice sua moglie, lei deve consentire. Da nave, Nives e Costanzo, che bella coppia. Una casa senza ez, è una casa senza Tetto. tech, cioè? Capite? Perché Senza edge, nella casa senza tetto. Il significato di questa cosa, che una casa senza gli anziani in casa è come se non ha valore, insomma, non è... sposato una donna saggia. Questo lì, la lavoro con questo lì lei che è? È una casa senza anziani che l'abitano con una casa che non ha il tetto. Può funzionare anche ancora oggi? Sì, la casa è un problemone. Sì. E gli anziani? Sempre bisogna tenerli in casa, perché Tutti. io sono lì adesso, sono 63. Ancora ragazzino, dai. No, una volta. Ha dei nipoti lei? No, purtroppo no. Figli? Sì, due figlie. Salutiamo le figlie, va. Che si svegliano, ciao Eva e ciao Barbara. A una casa senza gli anziani è una casa senza tetto. Manca calore, manca affetto, Vero, ancora oggi può funzionare così? sicuramente. Anzi, se non fosse così non sarebbe bello. Bene, grazie. Grazie a voi. E qui questo un pochetto vi riguarda, con tutto il rispetto, ma si parla di persone anziane. E se non siete anziani voi, 92, lei signora quanti non si dovrebbe dire? Un po' meno di lui. 92 anni. Una casa senza ez. Senza cena, la casa senza tetto. Sì, Tec. tec. Una casa senza ez, lei è una casa senza tec. Cioè? Senza tetto? Il signor Giulio sul dialetto è navigato, eh? Signor Giulio, ma lei è da generazioni bresciani. Esatto.
Ma proviamo a far questo, legga un po' qui. Dunque, una casa senza EC è una casa senza tetto. Questo vuol dire che la persona anziana è un rifugio, è un riparo per i giovani, ecco. È ancora valido anche oggi? Penso di sì, penso che valga sempre. Grazie. Prego. Spieghiamolo allora, una casa senza Ezla è una casa senza tece, fa riferimento a un'epoca un po' lontana quando gli anziani, i genitori, vivevano con i figli sposati e rappresentavano un indiscusso punto di riferimento per tutti. Grazie amici, alla prossima puntata. Ciao!